purtroppo abbiamo visto anche adesso l'ultima apertura dei centri prelievi, controlli, visite in Piazza delle Erbe private, mentre abbiamo la sanità pubblica che fa questo. Questa è una visita pediatrica fatta dal medico per 30 giorni, il bambino verrà visitato 208 giorni dopo. Ecco, io credo che questo sia inaccettabile, soprattutto verso i più piccoli. Dobbiamo concentrarci verso quella che è la sanità pubblica e sanità per tutti. Questa è la denuncia degli attivisti del Movimento 5 Stelle di Padova. Flash mob davanti all'ingresso dell'azienda ospedaliera cittadina per sottolineare come, da un lato, il privato prende sempre più piede, mentre nel pubblico le attese sono sempre più lunghe. Il paradosso per i pentastellati è che chi ha creato questa situazione ora vuole sistemarla. Il CUP stesso ti dice vai a pagamento, in 48 ore te le fanno. Ci rendiamo conto come siamo ridotti? Questa è la situazione. Si sta parlando di fare un megapolo ospedaliero poco lontano da qua, dove c'è l'affare del mattone, della costruzione, ma non hanno pensato poi a riempirlo con medici, infermieri e quant'altro che possa servire per poter farlo funzionare. Di cosa stiamo parlando? Questa è la situazione della sanità. Quello che è più ridicolo è che chi ha portato questo tipo di situazione della sanità veneta adesso si sta proponendo di risolvere il problema. Per il Movimento 5 Stelle le risorse ci sono, vanno spese nel modo corretto. Indirizzare i fondi dove servono, non sicuramente in armi come sta facendo questo governo, non sicuramente i 13 miliardi che dovremo spendere per una pedemontana praticamente che non usa nessuno se non pochissime persone e costosissima. I soldi vanno reperiti da Cortina, da una pista da bob, da oltre 120 milioni di euro che verrà usata per una sola giornata o solo per gli eventi lì in quel momento. Ecco, questi soldi devono essere indirizzati dove servono. Sanità e mi permetto di dire anche istruzione, che sta veramente diventando insostenibile con classi enormi, e ospedali strapieni con questi periodi di attesa per i minori.